Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ospite Elisa Bagordo, già Miss Cotonella, veneziana, colei che ha saputo trasformare quella che è stata un'esperienza personale in una vera e propria attività, che da 9 anni si chiama Miss Venice Beach. Quest'anno 5 tappe in altrettante località balneari e finalissima al Casinò di Venezia. Perché dico che ha saputo trasformare quella che è stata un'esperienza personale al concorso di Miss Italia in un'attività? Perché di sicuro non mancano i concorsi di bellezza nel nostro paese, ma qua, da quanto ho letto, da quanto ho saputo, c'è una valenza in più, cioè quella di riuscire a collegare le fasce che vengono attribuite ad altrettante aziende, offrendo quindi delle opportunità di crescita professionale per le ragazze vincitrici o per comunque quelle che maggiormente lo meritano. Accanto al concorso di bellezza, quindi diciamo alle eccellenze del nostro territorio, ci sono anche le eccellenze agroalimentari, enogastronomiche, insomma è un modo per rappresentare al meglio il territorio veneziano e veneto. Spero di aver introdotto nella maniera opportuna. Egregiamente. E allora viene da chiedere subito, in 9 anni cosa è cambiato? Beh, è una domanda interessante. In 9 anni è cambiato tanto. La domanda principale è: vale oggi fare ancora concorsi di Miss? La mia risposta è assolutamente sì. Perché? Perché mentre un tempo quello che appariva, quello che diciamo era l'importante nel concorso di bellezza era la bellezza in primis, oggi le ragazze che partecipano hanno comunque degli scopi, sono intelligenti, hanno un futuro in mente. Cioè non è che quelle di prima fossero tonte per definizione. Non è che fossero tonte, però passava molto in secondo piano. Cioè quello che appariva forse 30-40 anni fa era che comunque dovevi essere brava. Tutto quello che tutto quello che veniva fuori dopo, che fossi brava, talentuosa, intelligente, era una cosa in più che però non passava all'inizio. Quello di adesso invece, il contest di Miss Venice, va proprio a promuovere quelli che sono anche i talenti delle ragazze. Le ragazze in ogni tappa ballano, cantano, recitano, parlano in lingua, si esprimono nel loro modo di fare, e questo va a braccetto, quindi va di pari passo con quello che dicevi prima Fabrizio, proprio sul progetto di promuovere a 360 gradi la bellezza del nostro territorio. Tutte le nostre tappe da 9 anni sono nelle spiagge venete, quindi da Bibbione fino al Delta del Po, durante i periodi estivi, quindi con il maggior numero di affluenza possibile, e quello che andiamo a fare è promuovere un evento di spettacolo, divertimento, ma anche di concretezze, cioè le aziende artigianali che lavorano con noi, dall'azienda artigianale Baggy che fa le borse, a Mima Studios Brand di Rovigo che fa le t-shirt e l'abbigliamento, al food, quindi Latteria Soligo, Consorzio Sigillo Italiano con la carne, quindi dei prodotti d'eccellenza che trovo giusto far conoscere a tutto il pubblico. Abbinati a questi troviamo giusto che sia far conoscere le ragazze per come sono e per le capacità che hanno. Ecco, e ad ogni Miss viene in qualche maniera abbinato uno di queste aziende sponsor, di cui queste ragazze poi diventano testimonial. Sì, le ragazze diventano testimonial di queste aziende e poi a discrezione dell'azienda farle lavorare con loro nelle varie attività che promuovono. Possono essere degli eventi fieristici, delle fiere, dei book, dei video aziendali, perché no? Magari chissà anche cucinare, è capitato che delle Miss erano anche delle chef e quindi abbiamo fatto delle attività proprio di cucina nelle varie fiere internazionali del turismo, quindi sì. Sì, questo è lo scopo, cioè non avere un concorso fine a se stesso, ma di dargli la possibilità di esprimersi nel mondo lavorativo, che non è solo essere una modella. Ecco, vista la tua esperienza in Miss Italia, invece in genere i concorsi non pensano a questo secondo aspetto, se non solamente, voglio dire, per la vincitrice assoluta, mentre qua c'è una vincitrice, però ci sono altrettante 6 ragazze che vengono abbinate ad altrettante aziende. Io devo spezzare una lancia a favore di Miss Italia, no, assolutamente, nel senso che comunque era per chiedere. No, è un concorso al quale io ho partecipato, è stato il concorso che mi ha lanciata in questo mondo, e già all'epoca, avendo vinto una fascia nazionale, quindi un titolo molto importante, ho iniziato a lavorare con loro. Quindi credo che un concorso importante abbia poi il retro della medaglia positivo, che è quello di far lavorare le ragazze. Comunque. Comunque, con Miss Italia sì. La miriade di altri concorsi che magari nascono nel territorio sono un po' fini a se stessi, e sì, hai vinto la fascia della città, della località,
ti fanno l'articolo sul giornale piuttosto che poi finisce lì, insomma, magari le ragazze che hanno vinto aspireranno a fare qualche cos'altro. Tu da qualche tempo vivi negli Stati Uniti, quindi insomma, Sì. butterai un occhio, voglio dire, anche al mondo del fashion e della bellezza d'oltreoceano. È diverso il modo di interpretarlo là rispetto all'Italia? No, non credo, è molto più complicato però. Negli Stati Uniti diciamo che io vivo a Miami, la Florida è già più grande di solo l'Italia, quindi prova a pensare quello che può capitare qui in un concorso e rifletterlo in quello che può succedere là. Anche loro puntano tantissimo poi ad avere adesso ultimamente il talento delle persone, quindi abbinare la bellezza, la bravura e alle capacità. Questo è un po' il trend del momento ed è quello che noi da 9 anni facciamo. Si è abbassata l'età media delle Miss? Sì, si è abbassata, inizialmente le ragazze partivano a 18 anni, adesso invece si va a ricercare sempre qualcosa di più fresco, mettiamola così. Però io devo essere molto contenta nella rosa di ragazze che abbiamo selezionato, che hanno vinto quindi la finale di domenica 8 settembre, perché hanno partecipato al concorso delle ragazze sì giovani di 15-16 anni, ma tante anche di 20, 22, 25. Quindi questo vuol dire che non è solo un trampolino di lancio per chi comunque è giovane e vuole spianare la strada, ma anche per chi comunque dice qualche anno in più e dice ma mettiamoci in gioco e proviamoci. In questo caso abbiamo detto si punta anche a valorizzare il talento, ma cos'è che porta una ragazza a sfidare un'altra sul piano dell'estetica? Allora, non credere che sia proprio una sfida. Io infatti non la chiamo una sfida, lo chiamo mettersi in gioco. Ho avuto un dibattito proprio poco tempo fa sui social con altri che scrivevano ma non dovete illudere queste ragazze, ce ne sono solo alcune alte 1,80 che potranno avere una carriera da modelle. E io risposi, ma intanto uno non è una sfida e poi tu sai cosa vogliono fare queste ragazze, cioè ogni ragazza ha un proprio sogno e ha la voglia di esprimere la propria personalità, quindi non tutte, cioè è vero, se uno vuole fare la modella deve avere determinati canoni e quindi un'altezza importante, ma non è perché le altre sono 1,70 non possono andare da nessuna parte. Io sono 1,70, ho lavorato in televisione, ho fatto moda, ho fatto spettacoli. Sarò stata fortunata? Sì, grazie, però... Anche un po' brava. Anche un po' brava, mettiamola così, grazie. Però mi sono impegnata, cioè ho cercato di esprimere e di dare sfogo a quelle che erano le mie carte vincenti. Quindi risposi a questo, non tutte vogliono fare le modelle, non tutte sono in sfida l'una con l'altra, c'è chi vuole fare l'attrice, chi vuole fare la blogger, chi invece vuole solo avere, e questa è la cosa importante, e ritorno al fatto della sfida, della domanda che mi hai fatto, vuole avere delle soddisfazioni personali. Tanti di loro magari hanno sofferto anche di bullismo a scuola, magari malattie personali che girano nel mondo dello spettacolo, quali bulimia e anoressia. E anche attacchi di panico, e si mettono proprio in gioco in queste situazioni per tirar fuori la forza, la grinta e prendersi una soddisfazione personale e dire sì, anch'io ce l'ho fatta, anch'io sono brava, sono bella, sono forte. Quindi non è una sfida con un'altra, ma è proprio una cosa personale di mettersi in gioco. Allora, se questa è la motivazione delle ragazze, però le ragazze hanno un papà e una mamma. Ah sì. Quanto contano oggi? Tantissimo, hanno sempre contato nel passato e anche oggi. Alle volte loro sono quelli un po' più tediosi, mettiamola così. Ecco, parlo ovviamente quando contano rispetto al concorso, all'esporsi. All'esporsi. Io devo il tutto alla mia famiglia, perché ho iniziato questa carriera grazie ad una base ferma, la mia famiglia. Nel senso che sapevo che in qualsiasi parte sarei andata, qualsiasi lavoro avrei fatto, avevo comunque sempre dietro di me i miei angeli custodi, quindi la mia famiglia che mi sosteneva e che mi aiutava ad andare avanti. Ad oggi ci sono tantissime ragazze che hanno una famiglia così che sostiene, ce ne sono altre che magari sono un po' più timide e hanno i genitori che forse pressano un po' troppo. E è vero che ogni figlio è bello a mamma sua, come si dice a Napoli, però bisogna forse alle volte essere obiettivi, nel senso che se si vede che hanno vinto delle altre ragazze, hanno vinto
perché magari avevano delle caratteristiche in più o con un'esperienza in più rispetto alla loro. Ecco, tutto qua. Questo alle volte è difficile farlo capire. Vista la tua esperienza, ma visto anche il ruolo che ti sei ritagliata, è opportuno che, finito il momento del concorso, queste ragazze siano accompagnate nel mondo della moda, dello spettacolo? Sì, perché comunque è un mondo molto variopinto, mettiamola così, e quindi si possono trovare persone accanto che ti consigliano nel bene, ma anche chi ti può consigliare un po' per il proprio tornaconto personale. Quindi fino a che sono minorenni o ai primi anni di esperienza, un genitore che fa il bene del proprio figlio e della propria figlia può dare un consiglio spassionato e utile, quindi io sì, lo consiglio sempre. È un mondo in cui esiste la riconoscenza. Sì. Io sono molto Ci si ricorda, insomma, sì. degli esordi. Sì, io sono riconoscente a chi mi ha aiutato e sono riconoscente molto anche con le ragazze che lavorano con me, che si impegnano, che sono puntuali, che lavorano bene. Poi lo si vede perché comunque le porti avanti nei vari lavori e le tieni sempre al tuo accanto, al tuo fianco per spronarle, per insegnargli sempre qualcosa di più. E loro poi se lo ricordano. Avendo accompagnato lei qua, anche le altre miss, ha un piglio Elisa da generale. Meglio da generale o da zia? Qual è il ruolo? Tutti e due, perché la zia quando abbiamo fatto il tutto e sono state brave, da generale quando bisogna indirizzarle nella strada giusta c'è sempre qualcuno che fa il portabandiera davanti. Io in questo caso per i primi periodi farò il portabandiera davanti e quindi il capofila, loro mi seguono e poi andranno da sole. Quindi un po' e un po'. Per concludere, ci sarà la 10ª edizione di Miss Venice Beach, e per dire, c'è sempre la voglia di tornare in Italia nonostante la vita a Miami? Sì, sì, c'è sempre, perché io sono legata alle mie origini, sono legata al mio territorio e quindi porterò sempre in palmo di mano quelle che sono le nostre aziende in Italia, anche all'estero, quindi è un progetto che ho in mente di fare, ma grazie anche a Miss Venice magari riusciremo a fare qualcosa in più. Ma la curiosità del provinciale, ma a Miami è sempre state? Come vediamo nei telefilm? Come? È sempre estate a Miami? Sempre estate, sì dai, a parte qualche ciclone, qualche tornado, però sì, è quasi sempre estate. È cambiato molto il clima ultimamente, però sì, è sempre bel tempo. Io sono un po' meteoropatica, non ho scelto Miami a caso, quindi quando c'è il sole sono sempre di buon umore, se no divento un generale severo. Grazie ad Elisa Bagordo, che ricordo essere la patron di Miss Venice Beach, di cui si è appena conclusa la 9ª edizione. Complimenti a lei per l'organizzazione, complimenti alla nuova Miss che si chiama Giulia Gioia. Giulia Gioia, e che abbiamo avuto il piacere di avere ospite. Intanto buon lavoro. Grazie. A Elisa Bagordo, grazie a voi, alla prossima. Alla prossima.